Benvenuti al terzo appuntamento della BRTG. Oggi intervisteremo i 4 neorappresentanti d'istituto. La prima che intervisteremo è Martina Treglia. Martina, secondo te perché sei stata eletta? Ti aspettavi questo risultato? Che bella domanda. Io penso che questa non sia una domanda che deve essere proposta a me. Io sinceramente perché sono stata eletta? Non saprei dirlo, piuttosto rivolgere questa domanda ai ragazzi che mi hanno dato fiducia. Se poi consideri che effettivamente il periodo di propaganda della nostra lista è stato relativamente breve, perché comunque sia la lista è stata frutto di azioni improvvisate molto veloci, questo mi fa riflettere, no? Mi piace pensare, o quantomeno spero, che i ragazzi che hanno deciso di votarmi lo abbiano fatto perché hanno riposto fiducia nelle mie capacità e sicuramente c'è stata anche una buona dose di eloquenza che mi ha salvato in molte occasioni, non soltanto in questa. Pensi di aver cominciato bene quest'anno di lavoro? Sinceramente sì, io penso che sia importante da parte nostra fare tutto il possibile e noi ce la stiamo mettendo tutta, sacrificando del tempo, fatica, impegnandoci nel limite dei nostri poteri, insomma. E poi uno dei nostri motti, almeno il mio, è sempre stato al Maiola sempre, quindi verso cose sempre più grandi, no? Quindi può andare solo meglio, ragazzi. Tra i rappresentanti tu sei l'unica che appartiene a una lista diversa. Ti stai trovando bene a collaborare con loro? Sì, assolutamente, devo dire la verità che sono piuttosto soddisfatta, anche perché anche nel periodo elettorale, no, c'è stata sempre solidarietà da parte degli altri ragazzi, quindi si sono sempre mostrati disponibili, corretti soprattutto, e questo mi fa molto piacere. Poi sono tutti ragazzi simpatici, quindi diciamo che la collaborazione è piuttosto semplice e lineare. E infine, quali progetti avete per il futuro? Quali progetti abbiamo per il futuro? Sono tante le piccole cose, ma anche le grandi cose soprattutto, sulle quali potremmo intervenire. In primo luogo, una delle nostre prime conquiste è stata proprio questa che in questi giorni si sta sentendo molto, no? Del fatto il punto di credito per 10 ore di conferenza. Questa è una piccola cosa che sicuramente avrà fatto piacere a molti e spero che molti ragazzi aderiranno alle prossime conferenze. E che dire, altri progetti, sicuramente quelli di mantenere una collaborazione costante e pacifica con il dirigente scolastico, ma anche con gli stessi studenti, no? Quindi da parte nostra c'è tutta la disponibilità del mondo verso qualsivoglia problematica, quindi i ragazzi spero sappiano, e se non lo sanno rinnovo i nostri inviti, a rivolgersi a noi per qualsiasi problema. E inoltre importante sarà il nostro intervento verso iniziative che sicuramente non mancheranno di essere organizzate e altre attività che sicuramente faranno piacere a molti di voi. Grazie. Grazie per la collaborazione e ancora complimenti. Arrivederci.